A tutti buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di martedì 12 agosto che inaugura le 3 giornate settimanali al trotto per l'Ippodromo del Savio. Si correrà ancora giovedì e soprattutto sabato c'è il Gran Premio Città di Cesena. Intanto questa prima corsa riservata a Maiden di 2 anni vede al via 10 concorrenti, 1 Iper dei Greppi, 2 Invictus B, 3 Yalma Stindal, 4 Hippocamp Rec, 5 Island degli Ulivi, 6 Izquierda. Seconda linea 7 Indro, 8 Impetuoso Trio, 9 Itaca DVS, 10 Idromica Cab. Favori per Yalma Stindal, René Regati numero 3, macchina che stacca, partiti con Yalma Stindal veloce contro Izquierda. Izquierda prova subito ad accodarsi davanti a Island degli Ulivi che ha colto buona partenza e si sistema in terza posizione avanti a Iper dei Greppi, mentre all'esterno avanza presto Itaca DVS, 200 metri iniziali, 15,8 per la favorita. Yalma Stindal conduce dopo 300 metri di gara, all'esterno cerca di farsi luce Itaca DVS, lungo la corda è sempre Izquierda, poi Island degli Ulivi e via via tutti gli altri. Intanto 32,2 per i 400 iniziali e così ne approfitta Itaca DVS per avvicinare la battistrada senza apparente sforzo. I 600 se ne vanno nell'ordine del 48,6 per Pariglie e anche Impetuoso Trio che si trascina Indro e quindi in ultima pariglia c'è Invictus B che copre Iper dei Greppi, fuori corsa Idromica Cab. Intanto primi 800 molto tranquilli, 1,4,4 e il chilometro se ne va nell'ordine dell'1,23. Non c'è stata ancora accelerazione e la leader e favorita Yalma Stindal si tiene all'esterno Itaca DVS, mentre prova in terza intanto Impetuoso Trio. Siamo a 400 dalla Numero conclusione. 7 Parziale Indrotta 14,7, squalificato. rimane in quota Itaca e a contatto Izquierda, poi Impetuoso. Siamo al completamento della piegata con Yalma Stindal che mantiene una lunghezza e mezza di margine sui rivali e anzi entra con buona spinta in dirittura d'arrivo e così Yalma Stindal dopo 2 secondi posti riesce a trovare la via del successo nei confronti di Izquierda, mentre al terzo posto finisce Island degli Ulivi. Sbaglia invece Impetuoso Trio, 1,17,5 con un bel 29,5 chiudere per la vincitrice Yalma Stindal che continua nella sua crescita e dopo 2 secondi posti vince in maniera anche molto convincente, impostando la gara al comando per poi controllare fino ai 500 finali e allungare in scioltezza. Buona seconda è Izquierda davanti a Island degli Ulivi. La vittoria dunque per la favorita René Legatti in sediolo per conto della scuderia di casa, scuderia Indal, e per il training di Andrea Esposito.